Questo è Neuschwanstein, questo sarebbe quello di Schwangau. Ecco, noi siamo qui, abbiamo parcheggiato la macchina e iniziamo il nostro itinerario, mi sembra di 1,5 chilometri per arrivare al castello. Abbiamo trovato un parcheggio gratuito e ora andiamo. È mia intenzione far ricostruire l'antica rovina del castello di Hohenschwangau, nei pressi della gola di Poljat, nello stile autentico delle antiche fortezze dei cavalieri tedeschi. E devo confessarvi di rallegrarmi molto all'idea di potervi soggiornare un giorno. Sul ciglio di una gola profonda, sulle irte colline della Baviera e della Svevia, si innalza solitario un vecchio castello. Non è antico, ma indossa abiti vetusti e non fu edificato perché il mondo ne potesse osservare la grandezza e la magnificenza, nonostante sia uno tra i castelli più visitati d'Europa, con circa 1,5 milioni di turisti ogni anno. Questo castello fu immaginato mattone per mattone, stanza dopo stanza, e leggero come un sogno e dirotto fuori dalla mente di un uomo perché divenisse il suo rifugio, albergo e roccaforte delle sue stravaganze. Quest'uomo era Ludovico II di Baviera e questo è il castello di Neuschwanstein. Quando il vecchio orologio a pendolo del castello di Nymphenburg segnò la mezzanotte, Ludwig II di Wittelsbach aprì gli occhi per la prima volta. Se fosse nato qualche minuto prima, forse il suo destino sarebbe stato diverso. Ma Ludwig nacque il 25 agosto del 1845, lo stesso giorno in cui 59 anni prima nasceva suo nonno, Ludovico I di Baviera. Lo stesso giorno in cui su un letto di ceneri si spegneva in quel lontano agosto del 1270 Ludovico IX, il grande re francese che risvegliò economicamente, intellettualmente e artisticamente la sua nazione. Una data scritta nelle stelle? Non abbiamo una risposta, ma quello che sappiamo è che il piccolo Ludwig ereditò dal nonno l'amore per le arti e il fascino della letteratura. Nelle fredde stanze del castello di Hohenschwangau era nei miti greci, negli arazzi storiati che narravano le saghe nordiche degli eroi. Era nelle storie ed era nelle leggende che il piccolo Ludwig amava intrattenersi, spesso da solo, a volte in compagnia del fratello minore, Otto, ricercando in quelle fiabe lontane quell'amore e quelle gioie che i genitori gli avevano sempre negato. All'età di 18 anni, nel 1864, Ludwig divenne re di Baviera. E con il trono arrivano le prime vere responsabilità di un regnante. I prussiani incombono sulla Baviera. Il bisogno di trovare moglie e avere eredi al trono diventa pressante e le relazioni in pubblico, il modo giusto di vestirsi e di comportarsi con le folle è sempre più sollecitato. Ma Ludwig ha altri piani. Si fidanza dapprima con la cugina, la duchessa bavarese Sofia, ma dopo aver rinviato ripetutamente la data del matrimonio, annulla il fidanzamento. Scrive al cancelliere tedesco Bismarck per una maggiore indipendenza della Baviera. Ma 3 anni prima, nel 1867, firma un trattato di mutua difesa con la Prussia, sancendo di fatto la fine dell'indipendenza stessa del regno. Ludwig non ama neppure le folle, anzi le detesta, eppure viaggia spesso in incognito tra la sua gente e chiunque si dimostri ospitale con lui, a patto naturalmente che non riconosca la sua reale identità, viene ricompensato con cospicui doni, al punto che ancora oggi Ludovico II viene ricordato come un Saachini, il nostro re, in dialetto bavarese. Una personalità tormentata, spigolosa per alcuni aspetti,
ma sempre alla ricerca del meraviglioso, della sorpresa e dell'arte. Fin da subito, infatti, Ludwig si dimostra maggiormente interessato all'architettura, piuttosto che alle cose del mondo. È una smania, un desiderio insistente, quello di trasportare nella sua Baviera quella meravigliosa, fantastica visione che ha visto fuoriuscire dalle saghe nordiche e dagli arazzi storiati, quando, da bambino, nella solitudine aveva cercato l'amore. E ora forse deve credere di aver davvero trovato cosa valga la pena amare. E così quei castelli da favola, lussuosi, eccentrici a volte e sempre imponenti, incominciano ad essere commissionati in tutto il regno. E così, il 5 settembre del 1869, viene posta la prima pietra del castello di Neuschwanstein. Ludwig si impegnò perché il castello venisse completato in circa 2 anni, un'impresa certamente difficile da realizzare. La costruzione infatti non fece quei rapidi progressi che il re si attendeva. Il progetto era troppo complesso e risultò difficile anche la gestione del cantiere in montagna. Scenografi, architetti, artigiani e muratori si impegnarono in estenuanti turni di lavoro, diurni e notturni, per riuscire ad accontentare l'eccentricità del re, riuscendo solamente in parte a soddisfare quei tempi di consegna così stretti. Una volta completato, il castello presentava 200 stanze interne, oltre ad aree per gli ospiti e per la servitù, e ad aree dedicate a servizi e alla logistica. Il castello non fu concepito solamente come un'opera d'arte, uno dei luoghi più belli che si possano trovare, sacro e inavvicinabile, così come lo stesso Ludwig lo definì, ma anche come un omaggio a un altro grande amore della sua vita, il genio di Richard Wagner. Già il nome, Neuschwanstein appunto, che può essere tradotto come Nuova Pietra del Cigno, è un rimando al poema medievale di Lohengrin, di cui Richard Wagner nel 1850 aveva intitolato un'opera romantica. Il cigno, inoltre, era anche l'animale araldico dei conti di Schwangau, di cui il re si considerava successore. Il castello di Hohenschwangau, dove Ludovico aveva trascorso gran parte della sua giovinezza e dal quale presenzierà i lavori di costruzione, presentava già delle decorazioni di queste saghe, ma è nelle stanze maestose di Neuschwanstein che queste raggiungono l'apice. Accogliendo scene tratte dalle opere di Wagner, amalgamate con cura a poemi ed eroi medievali, le stanze del castello si stagliano maestose e fiabesche, annoverandone addirittura una che restituisce le fattezze di una grotta naturale, con tanto di stalattiti e stalagmiti. Un castello da favola, progettato perché fosse visitato da pochi, costruito per essere il rifugio personale di un re. Un uomo tormentato, senza dubbio, sempre in lotta con pulsioni inespresse e con l'aspra consapevolezza di aver visto, in quel trattato con la Prussia siglato nel 1867, la sua Baviera scivolargli dalle mani. Ma anche un sognatore, per alcuni versi un esteta, un re delle fiabe. Ma Neuschwanstein fu uno tra i motivi per cui nell'aprile del 1886 la cassa del re si trovò ad essere prosciugata. Ma Ludwig, invece di ridimensionare le spese per la costruzione delle sue residenze, scelse ancora una volta una strada diversa. Si rivolse ai ministri bavaresi chiedendo un'ingente somma di denaro in prestito. Ma a seguito di un rifiuto da parte loro, scrisse una missiva al cancelliere di Stato, Otto von Bismarck, affinché gli facesse pervenire circa 6 milioni di marchi. Ma questa scelta, forse l'ennesima ardita stravaganza, determinerà gli ultimi istanti su questa terra di Ludovico II di Baviera. L'8 giugno 1886 una commissione di medici presieduta da Bernhard von Guden, noto e stimato psichiatra, nominato medico personale di Ludwig, stilò una perizia psichiatrica sulle condizioni mentali del re. In brevissimo tempo, troppo breve per una simile diagnosi,
Tutti i medici di comune accordo dichiararono che il sovrano era malato di mente e diagnosticarono un'inguaribile paranoia. Il giorno successivo, il 9 di giugno, Ludwig fu interdetto e sospeso dalla carica di governante del regno. Al suo posto il principe Luitpold venne dichiarato reggente. È bellissimo. Siamo arrivati, siamo al castello. Sotto proprio. Non ci posso credere. Infatti io cammino qui come se niente fosse. Non sto ancora realizzando, secondo me. È bellissimo. Bellissimo. Eh sì, li devi pelare. Che robetta. Ecco come si serve uno strudel. Senti che odore. Ah no, voi non potete sentirlo. La notte del 10 giugno, davanti alle porte di Neuschwanstein, un'eccentrica quanto leale baronessa agitava il suo ombrello e ridarguiva agli uomini che erano andati a prendere Ludwig. Contemporaneamente, a Hohenschwangau, un nutrito gruppo di contadini si affollava, brandendo pale e forconi e bloccando strade, per offrire al sovrano una via di fuga fino alla frontiera. Ma Ludwig, forse legato in modo così viscerale a quel regno che sempre più si allontanava da lui, rifiutò quell'aiuto, preoccupandosi la notte stessa di rendere pubblico il seguente proclama. Il principe Luitpold intende salire al potere come reggente della nazione senza la mia volontà. I miei attuali ministri hanno falsificato le informazioni sul mio stato di salute e stanno preparando atti di alto tradimento nei confronti del mio amato popolo. Chiedo a ogni fedele bavarese di aiutare i miei seguaci nell'ostruzione di questo tradimento pianificato del re e della patria. Il proclama venne stampato il giorno successivo, l'11 giugno 1886, da un quotidiano di Bamberga, ma tutte le copie vennero sequestrate dal governo per evitarne la diffusione. Bismarck stesso, venuto a conoscenza della condizione del sovrano, invitò Ludovico a presentarsi al popolo. Ma lui, ancora una volta, scelse di restare a Neuschwanstein. Nonostante gli sforzi di Ludwig e nonostante una nutrita schiera di persone sostenesse a gran voce la buona salute del re, la mattina del 12 giugno Ludwig fu arrestato e, trascinato lontano da Neuschwanstein, trasferito al castello di Berg, a sud di Monaco di Baviera. E infine arriviamo a quella sera del 13 giugno 1886, quando, appena scoccate le 18, il re uscì a fare una passeggiata sulle rive del lago di Starnberg insieme al dottor von Gudden. Il medico stesso, quella sera, aveva detto al personale del castello di voler rimanere da solo con il re, nonostante i due erano soliti allontanarsi soltanto se scortati dagli infermieri. Quella sera nessuno dei due avrebbe fatto più ritorno. Furono ritrovati entrambi morti nelle acque del lago alle 23:30 del giorno stesso. E così si spense quella vita stravagante, spesso sregolata e misteriosa, che avvolse, anche se per pochi anni, Ludovico II di Baviera, detto da quel giorno il Re Matto. Appena 7 settimane dopo la scomparsa del re, il castello di Neuschwanstein venne aperto al pubblico. Non sappiamo bene cosa sia successo quella notte. Lasciamo a voi scegliere a chi o a cosa credere. Quello che sappiamo però è che Ludovico II di Baviera
nacque lontano dall'amore e crebbe ricercando nella sua vita un barlume di quel mondo favoloso che si stagliava dalle saghe e dalle leggende e dai miti, trasformando la sua Baviera in quel regno vaporoso che di notte, quando dormiva, lui doveva vedere così chiaramente. Costruì Neuschwanstein, vi soggiornò, edificando qui la roccaforte del suo animo ribelle ed eccentrico, e infine morì misteriosamente. In questo Ludwig aveva ragione. Voglio rimanere un eterno enigma, per me e per gli altri. Ci credi? Poco. Neanch'io, sai. Sembri una betulla al vento. Devi fare... Sta fermo che è meglio. Dai, dai. No, stai fermo. Andò al poema medievale. Ok. Già il nome, Neuschwanstein, appunto... No, aspetta, che cos'era? Ci sono. Una volta... Che ti ridi, Matteo? Cigno. È un poema